In merito alla manifestazione di protesta dei cittadini agrigentini di 2 giorni fa, che dal centro storico si sono mossi davanti il municipio per denunciare la mancanza di acqua nelle abitazioni che purtroppo non arriva da tempo, provocando enormi disagi anche da un punto di vista sanitario, arriva la replica del sindaco direttamente da Roma per un incontro avuto con il ministro Salvini sui fondi infrastrutturali per Agrigento. Il sindaco afferma: a fronte della mia trasferta a Roma, già preventivata e concordata da giorni, non ho potuto essere presente in occasione della manifestazione organizzata in piazza Pirandello da un gruppo di cittadini a fronte della crisi idrica e delle condivisibili difficoltà e gravi disagi che subiscono e di cui sono del tutto consapevole e amareggiato. Tuttavia ribadisco che riservo quotidianamente il massimo impegno a rimediare a una crisi determinata da una siccità di portata storica ed eccezionale. Sono in costante contatto con l'AICA e con l'interlocutore regionale, ovvero la cabina di regia istituita dal presidente della regione Schifani, che coinvolge diverse istituzioni, compreso l'assessorato. Non ho mai inteso sottrarmi alle responsabilità e sono sempre pronto a un confronto costruttivo e proficuo. La visita del sindaco di Agrigento a Roma nella giornata di martedì al Ministero delle Infrastrutture, dove ha incontrato il ministro Salvini e ha consegnato le delibere dei consigli comunali provinciali per la realizzazione dell'aeroporto del territorio agrigentino. Nella stessa sede il sindaco ha discusso col ministro Salvini le problematiche più incombenti relative alle infrastrutture nella nostra città. È stato inoltre presentato il progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria della statale 118, denominata Aurelia di Sicilia, nell'ambito di un apposito protocollo d'intesa siglato tra i sindaci interessati, per il quale sono stati presenti anche i primi cittadini di Alessandria della Rocca, Bubello, Corleone, Nicolosi, Chiusa Sclafani di Giorgio, nonché l'europarlamentare Annalisa Tardino.